16 persone positive, 219 in isolamento, 100 delle quali di rientro da paesi extra Schengen e poi 3 persone ricoverate all'ospedale San Martino di Belluno. Il direttore generale dell'Ulsuno Dolomiti, Rasi Caldogno, fa il punto sull'epidemia da coronavirus nel territorio bellunese, una situazione sotto controllo con alcuni mini focolai legati soprattutto a rientri dall'estero, mentre si è ridimensionato quello scoppiato a Feltre a fine giugno. Un focolaio che vedeva 9 soggetti positivi e attualmente rimangono soltanto 4 persone positive. Un altro focolaio è legato al comune di Cesio Maggiore, in questo caso connesso al rientro di un badante da un paese appunto estero, e rimangono 3 persone positive. Così come 3 persone rimangono positive e in verità anche, diciamo, ricoverate per un focolaio che si è verificato in provincia di Belluno, sempre per un rientro dall'estero. Chi arriva dai paesi extra Schengen, esclusi dalla blacklist, deve denunciare il proprio rientro ed effettuare la quarantena obbligatoria di 14 giorni con monitoraggio del Dipartimento Prevenzione, e proprio per chi arriva dall'estero l'Ulsuno ha attivato un servizio di informazioni telefoniche allo 0437 51 4343. Per quanto riguarda le 10.000 prestazioni sanitarie sospese per il lockdown, ne restano ancora da recuperare 1.100 nel distretto di Belluno ed altre 1.000 in quello di Feltre. Sono dovuti anche alle nuove norme di sicurezza e di distanziamento che sono previste. Queste nuove norme hanno dilatato i tempi di erogazione delle nostre prestazioni.